Salute, ma parla oggi di statue pubbliche al XIX secolo in Corsica. Tocco il XIX secolo cominciano a spuntare un'epoca di statue per le piazze di città principali di Corsica. Per più, Ajaccio, Bastiglia e Corti. Tanto, non al continente francese, la rivoluzione industriale ha cambiato assai i paesaggi di città e sono alzati parecchi monumenti pubblici, come in Parigi di sicuro, ma di no in Reims o in Roubaix. In Corsica e città assai più povere non hanno mica i mezzi di spendere i soldi per costruire monumenti nuovi. Eppure sotto il governo di Napoleone III cominciano a svilupparsi pianamente bene un'epoca di città. Sono fatti gli stradoni, nascono le prime usine e sono alzate le prime statue pubbliche. Ma com'è che l'hanno alzato le statue al XIX secolo? Cioè la sapecchi, una statua è fatta per commemorare, vale a dire per rinvivisce un ricordo di una personalità ad un avvenimento. Le statue sono messe in mostra dove capisce la gente che le statue importanti è un personaggio, ecclesiastico, uomo politico o benfattore. Da pure essere viste da tutti, ha spesso sono messe in risalto davanti a un zoccolo di pietra chiamato pedestale. Qui per esempio la statua di un cardinale Vesce che si trova nella corte di un museo in Ajaccio. I monumenti sono maiò e situati in dei luoghi aperti a spesso luoghi pubblici ed accolta. Un bello paragone di statue del XIX secolo è quello di Napoleone e i suoi fratelli. Ma cercavo di studiare un esempio bello preciso di una statua in Corsica edificata nella metà del XIX secolo. Un monumento intitolato Napoleone coi fratelli l'ha comandato Napoleone III con la volontà di rendere omaggio a un suo zio famoso. E tocca all'architetto francese Eugène Viollet-le-Duc a fare il disegno di un monumento. Incaricheggia lo scultore Antoine-Louis Barye di zuccare l'opera di bronzo. Ispirato da un monumento di Marco Aurelio in Roma, l'opera rappresenta l'imperatore Napoleone a cavallo. Si è diviso e nanta un pedestallo maiò fatto con granito rosolo di un Montegozzi. Come un imperatore romano, Napoleone è vestito con una doga corte e una cappa. Porta di no a corona da rivoglio come simbolo di potere tiene un mondo in la sua mano. In giro a Napoleone e più in basso ci sono i suoi 4 fratelli e di no vestiti all'uso dell'antichità romana con toghe lunghe. Giuseppe, Luciano, Luigi e Di Lormo. Ciò la mette di noi in risalto l'importanza di un cavallo, facello da riferimento in dell'arte greco-romana. Nella seconda metà del XIX secolo, le autorità cercano di mettere in risalto i personaggi storici di un luogo. Sono dunque parecchie e statue a essere state alzate al XIX secolo. Si può dire che i sedivisi hanno contribuito alle volte a imbellire città e anche a acconciare spazi nuovi. A Seppica qui saranno messi all'onore in particolare gli uomini d'armi corsi che si sono battuti per la patria. La statua di San Piero è un bel esempio di volontà di commemorare i soldati. L'opera di un scultore Vital Dubré e di architetto Maglioli è stata edificata con una sottoscrizione pubblica. Sarà inaugurata nel 1890 e classificato ai monumenti storici nel 2008. La statua, situata a mezza piazza dell'anziano convento di Vastelica, figura San Piero corso in anda che tiene nella mano dritta una spada, simbolo di un capo guerriero, e nella mano manca un scudo con l'armuratura di Avamia Tornano. Giuramento a che San Piero fu un soldato di prima trinca che si battì a servizio di un re di Francia, lotterà in Corsica contro i genuesi.
A quando tenuto da eroe dell'indipendenza corsa, a quando da partigiano della causa francese. Qui di no, ha stato la sovranità un pedestallo dove li sono figurati con bassi rilevi e tre passate principali della storia di un condottiere. A sede di Perpignan, nel 1542, la battaglia di Tenda, nel 1554, e l'assassinamento di San Piero, nel 1567. Tocco il XIX secolo sono alzate le prime statue in Corsica. Una statua è fatta per commemorare un personaggio o un avvenimento. Spesso, se divisi pubblici hanno contribuito a imbellire i paesi e le città. A presto.